Un giovane è stato ucciso e il suo cadavere è stato trovato stamani a Vanzaghello, sulla strada statale 336. Sul corpo della vittima, probabilmente di origini magrebine e dell'età apparente fra i 20 e i 30 anni, non c'erano documenti, ma sono stati trovati invece segni di bruciature di sigarette e di violenze, tra cui ematomi al volto e fratture alle gambe. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio. Il cadavere era infatti sul ciglio della strada, seminudo, con il volto tumefatto, le gambe fratturate e un pile poggiato sui pantaloni. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Magento per i primi rilievi, quindi la squadra mobile di Varese e quelle di Milano. Attraverso le impronte digitali gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima, probabilmente uccisa nell'ambito di un regolamento di conti nel mondo dello spaccio.